Ecco, allora, però in questo, diciamo, in questa guerra c'era la Chiesa che era non la Chiesa, scusate, il Papa come singolo individuo era contrario a questo conflitto ed era Pio XI. C'erano alla partenza delle varie divisioni italiane, eccetera, c'erano i cardinali che le accompagnavano col braccio alzato, facevano il saluto romano fascista, mentre Pio XI scriveva che questa guerra è una guerra inutile, perché tra le altre si diceva portiamo la civiltà cristiana in Etiopia, in Somalia, e lui diceva lì ci sono cristiani, più cristiani di noi, perché sono i cristiani copti, che hanno una tradizione molto antica e di radici molto, molto cristiane. E allora naturalmente ci fu una controversia, fu fatto tacere il Papa proprio per evitare che in qualche maniera andasse contro quello che è la linea, diciamo, politica e di suffragio che aveva il fascismo in quel momento. Giulio Bobbo ci può raccontare un po' di questo Papa che va controcorrente mentre tutto il Vaticano va verso il fascismo? Ha il microfono spento. Scusate, è partito da solo. Allora, la figura di Pio XI di solito è abbastanza, diciamo, viene un po' schiacciata fra il suo predecessore e il suo successore. Il predecessore era Benedetto XV, che era il Papa dell'inutile strage, no? Era quello che aveva già evidenziato una sua contrarietà della Chiesa in quanto tale, o quantomeno della gerarchia della Chiesa contro la Prima Guerra Mondiale, e poi Pio XII, vabbè, insomma, penso che non è bello sparare sulla Croce Rossa, per cui è meglio evitare. Diciamo che è una figura assolutamente complessa, nel senso che da un lato appunto aveva delle remore per un tipo di guerra coloniale di questo tipo, dall'altro è stato il Papa del compromesso, il Papa del concordato, dei patti lateranensi. Papa dei patti lateranensi, quindi è quello che sostanzialmente ha sdoganato da un certo punto di vista il fascismo anche, e lo stesso Mussolini, che era notoriamente un mangiapreti, come l'unto del Signore, insomma. A me piace ricordarlo come uno dei mentori di quello che è stato veramente uno dei papi più importanti del XX secolo, cioè che è Paolo VI, Papa Montini. Poi per il resto, appunto, come ha detto lei, da un certo punto di vista ci può essere un'obiezione della figura del pontefice, che comunque era stato un collaboratore del fascismo, aveva avuto un suo ruolo nel consolidamento del consenso popolare del fascismo, perché ricordiamoci, l'Italia degli anni 20 e 30 del Novecento non è un'Italia cattolica come è adesso, cioè un'Italia dove tutti si dicono cattolici e poi la domenica le chiese sono vuote. Era una chiesa, era un'Italia dove sostanzialmente nella provincia l'unico intellettuale del paese, se non era il farmacista, era il prete, ed era una realtà sociale che entrava capillarmente nelle case di tutti gli italiani. Poi appunto ci può essere stata un'opposizione, ma appunto il contributo della Chiesa all'avventura, chiamiamola avventura, in questo contesto appunto non militare, quello del Vaticano, dell'avventura coloniale c'è stato. Io mi ricordo quando mi occupavo del fascismo a Venezia, appunto negli anni d'oro del fascismo, che sono appunto quelli del consenso, post guerra d'Etiopia, mi ricordo che c'era sia la stampa cattolica che quella
normale come il Gazzettino, celebravano il fatto che questi frati cappuccini partivano per l'Etiopia per sostanzialmente civilizzare questo paese di senza Dio, tralasciando che questo paese era uno dei pochi, un paese cristiano e non cristiano di missionari, cristiano di suo. Tanto è vero che poi adesso, però non voglio spoilerare quello che vedremo dopo, poi vedremo che a un certo punto il clero diventa un bersaglio, insomma. Certamente. Vorrei aggiungere un dettaglio. Prego. Per quanto riguarda l'utilizzo delle armi chimiche. Allora, è vero che, innanzitutto è vero che il tipo di gas usato dagli italiani era il gas mostarda, come viene chiamato in inglese, chiamato iprite perché fu usato per la prima volta sul fronte belga nella prima guerra mondiale. È un tipo di gas particolarmente cattivo, scusate il termine, dal punto di vista militare, perché non è una miscela tossica che si disperde nell'aria e crea problemi polmonari fin tanto che è nella concentrazione giusta. È un tipo di gas a base oleosa che si disperde in forma di goccioline, in forma di aerosol e rimane sul territorio anche dopo che è stato sparato. E questo gas è stato usato, appunto, come diceva il collega, sia con delle bombe d'aereo, sia anche in maniera estremamente più crudele. Il collega Matteo Dominioni, che è, insomma, credo che al giorno dopo la morte di Del Boca, credo sia uno dei forse il più importante conoscitore della storia dell'Italia fascista ed Etiopia, ci ricordava di un episodio a guerra finita nel 1939, in cui in cui le truppe italiane stanno inseguendo un gruppo di ribelli a cui si erano aggiunti anche dei civili e che si erano rifugiati dentro una grotta. Allora cosa fanno gli italiani? Prendono un bidoncino di iprite, lo depositano all'entrata di questa grotta, lo fanno detonare con una carica di esplosivo e sostanzialmente uccidono in questo modo uomini, donne, bambini e il bestiame che si era rifugiato in questa grotta. Per cui si tratta di una forma di crudeltà. Adesso a me non piace ragionare per iperboli, non voglio dire che gli italiani sono stati i più cattivi in assoluto in Africa, perché poi bisognerebbe parlare dei belgi, che è un altro discorso. Però nel 1939, quindi alla vigilia della decolonizzazione dell'Africa, si va a portare avanti un attacco che va al di là dell'attacco terroristico, è un crimine di guerra bello e buono. Certamente, e vengono usate delle armi che non erano consentite peraltro all'epoca e vengono denunciati proprio dalla Società delle Nazioni per aver usato questo. Parliamo di gas mostarda, che è quello che colpisce anche lievemente, molto lievemente, Hitler, e che lo condurrà a una cecità che durerà oltre un anno e poi successivamente viene ricoverato in un ospedale psichiatrico per altri 2 anni e imparzialmente viene guarito, ma diciamo che il suo comportamento da allora, se era strano prima che entrasse nella prima guerra mondiale, divenne drammatico successivamente grazie proprio anche a questo gas mostarda. Ma il Papa non vuole questa guerra. Dopo i patti lateranensi il Papa si allontana dal fascismo, ma non il Vaticano. E tant'è che però prima dei patti lateranensi Pio XI chiama Mussolini l'uomo della provvidenza. Quindi gli italiani, e Mussolini capisce che questo consenso del cristianesimo, del Papa, gli dà consenso anche presso i cittadini italiani. Ricordiamo che con la breccia di Porta Pia l'Italia è stata spaccata in 2, da una parte c'erano i Savoia, dall'altra parte c'era lo Stato, la Chiesa Vaticana, che addirittura per potersi sposare si poteva andare in chiesa, ma non era riconosciuto il matrimonio civilmente, e quindi si doveva poi andare a sposare anche civilmente, quindi
Con i Patti Lateranensi questo rito fondamentale allora per gli italiani venne fuso e fu un vantaggio per tutti. Ma naturalmente il Papa Pio XI non voleva soggiacere al volere di Mussolini e quindi si ribellava, ma spesso e volentieri proprio nelle stampe vaticane veniva cancellato, cioè il Papa non veniva lasciato parlare, soprattutto quando lui arrivò a produrre quella famosa enciclica contro il razzismo che era stata scritta dal gesuita Lafarge, che poi fu la enciclica sparita che non sparì veramente perché già era stato stampate 1000 copie nelle tipografie vaticane, ma il signor Pacelli, poi futuro Pio XII, le fece bruciare tutte e così non ci fu più una traccia di quella enciclica che andava contro il razzismo. A parte questo, torniamo sull'argomento e parliamo col terzo contributo, la strage di Debre Libanos, o Libanos. Libanos. E quindi la strage ad Addis Abeba a causa di un attentato che viene fatto al generale Graziani, ma adesso lasciamo lo spazio al nostro contributo. La campagna di conquista dell'Etiopia, iniziata da Mussolini nel 1935 e formalmente terminata dopo 7 mesi con l'annuncio della vittoria, non era per nulla compiuta. Continuava infatti la lotta della resistenza etiope, che fu affrontata con una repressione spietata che colpiva anche i civili. Il 19 febbraio 1937, ad Addis Abeba, durante una cerimonia per festeggiare la nascita del primogenito di Umberto, principe di Napoli, Rodolfo Graziani, viceré d'Etiopia, rimase vittima di un attentato. Il palco delle autorità fu colpito da 2 bombe lanciate da 2 eritrei. Gli ordigni uccisero 7 ufficiali, mentre Graziani rimase gravemente ferito, raggiunto da numerose schegge. La rappresaglia fascista ordinata da Mussolini fu immediata. Nella capitale ci furono almeno 3.000 morti. 700 etiopi, che avevano trovato rifugio nell'ambasciata inglese, furono fucilati appena ne uscirono. Gli italiani scatenarono quindi una feroce vendetta. Per 3 giorni Addis Abeba fu messa a ferro e fuoco. Fu una strage, migliaia le vittime della repressione delle camicie nere, che erano guidate dal generale Guido Cortese, uomo di fiducia di Mussolini in Etiopia. Le camicie nere giravano armate di manganelli, sbarre di ferro e uccidevano quanti incontravano per strada. Una feroce rappresaglia che culminò con la distruzione del monastero cristiano copto di Debra Libanos, dove furono fucilati centinaia di religiosi, e Graziani se ne vanterà. Secondo il viceré, i mandanti dell'azione erano annidati nel monastero di Debra Libanos. Per questo, al termine di un'indagine frettolosa, ordinò di massacrare monaci, sacerdoti, diaconi e pellegrini, una vera e propria mattanza premeditata. Per 3 giorni il monastero fu accerchiato, si poteva entrare ma non poteva uscire nessuno. Le accuse contro i monaci erano state costruite attraverso un'indagine viziata dal preconcetto e con una ricostruzione di quanto accaduto artefatta. Il 21 maggio 1937 iniziò la strage, il più grande massacro premeditato. I morti saranno più di 2000, vittime delle truppe comandate dal generale Pietro Maletti su preciso ordine di Graziani. Furono trucidati monaci, diaconi e pellegrini cristiano-copti, arrivati nel monastero per la festa dell'arcangelo Michael e di Sant'Ecle Aymanot. Il plotone di esecuzione si mise in moto a Shunkurti, sull'altopiano, luogo isolato e lontano. Le vittime vi arrivarono caricate su una 40 di camion. Furono incappucciate e fatte accucciare sul bordo di un crepaccio, uno a fianco all'altro. Le mitragliatrici spararono in continuazione per 5 ore, interrotte solo per buttare i cadaveri nel crepaccio. Il 22 maggio Maletti telegrafò a Graziani: «Confermo che tutti indistintamente i personaggi segnalati sono stati definitivamente sistemati». Graziani scriverà nel rapporto dell'esecuzione di circa 350 persone, quando in realtà ne aveva assassinate più di 1000.
La furia di Graziani colpirà anche stregoni, indovini e contastorie che vennero trucidati a centinaia. Malgrado questa feroce repressione, però, l'Etiopia non fu mai veramente sottomessa. Negli anni successivi alla proclamazione dell'impero, l'esercito italiano restò impegnato a fronteggiare le azioni sempre più frequenti della guerriglia. Per tutte le atrocità commesse fra il 1935 e il 1941 con l'aggressione e l'occupazione italiana, il 19 febbraio è diventato il giorno della memoria del popolo etiope. Questo fu una delle recenti crociate, ci furono altre crociate proprio contro i cristiani che naturalmente romani, che attraverso il fascismo, lo troveremo poi anche in Croazia e in Slovenia, uccidevano altri cristiani, in questo caso ortodossi e serbi. Professor Zanella. È uscito da pochi anni un testo che fa il punto della situazione su questo terribile eccidio, chiamiamolo, del monastero storico di epoca medievale di Debre Libanos, e ha questo sottotitolo: il più grave crimine dell'Italia. È effettivamente condotto con una ferocia e con un inganno assurdi e incredibili, approfittandone del contesto di una festa dove erano presenti moltissime persone. Abbiamo visto il riassunto che viene fatto appunto adeguatamente in questo filmato che abbiamo visto, ma abbiamo le prove di una responsabilità che non esiste, perché sono state tutte confezionate post. Maletti, che è il fedele esecutore, questo generale, convince Graziani che gli attentatori si sono rifugiati in questo monastero, definito un nido di serpenti. Da questa, diciamo, pseudo certezza si decide la totale eliminazione. Da tenere presente un'altra cosa, che nell'eccidio di Debre Libanos, ma anche nella persecuzione successiva dei mesi e degli anni successivi, noi abbiamo la pervicace persecuzione del cristianesimo copto originario del Medio Oriente. Non abbiamo un cristianesimo di importazione europea, e quindi c'è proprio una chiamiamola anche un senso di fare qualcosa che favoriva, e da qui c'è stato anche il silenzio delle autorità religiose ecclesiali, che tutto sommato ci si sbarazzava di stregoni o di forme di eresia che venivano considerate allora dai missionari che erano presenti in questa terra etiope. Ecco, tutto questo si protrarrà anche per alcuni mesi successivi, perché non solo i diaconi, i monaci, ma anche i parenti e i familiari di tutti questi religiosi e i pellegrini saranno perseguitati e uccisi, e dopo la fucilazione venivano anche decapitati e buttati giù da una scarpata. Quindi è inspiegabile, ecco, questa ferocia voluta da Graziani, il quale è bene sapere che Graziani in un primo tempo avrebbe voluto distruggere completamente Addis Abeba, proprio la capitale. Poi su questo fu invitato a desistere, ma la ferocia di questo generale, di questo vicere fu tale che a un certo punto lo stesso Mussolini si rese conto che quest'uomo non era più adatto a fare il viceré, e dal 1° gennaio del 1938, in una lettera che scrive al ministro dell'Africa Alessandro Lessona, gli dice che è bene che Graziani torni in Italia, perché la situazione era diventata di una terribile violenza da rovinare ogni possibile rapporto di convivenza fra il clero o la popolazione etiope e le autorità italiane, che ormai avevano già perso ogni qualsiasi battaglia di normalizzare una vita civile insieme a questa popolazione. Sì, però Graziani oggi è considerato ancora un criminale di guerra. Ma Mussolini non lo sposta subito a Roma, non lo fa rientrare, lo sposta in Libia, giusto? Sì, prima di Perché Mussolini non era scemo. Allora,
ha dato la colpa era tutta di Graziani, invece l'ordine era partito da Mussolini. Graziani fa quello che deve fare perché è una persona molto coerente con gli ordini di Mussolini, ma poi lo sposta dove? In Libia. E cosa fa in Libia, professore? Sì, e continua per qualche altro mese a macchiarsi di altre nefandezze fino al punto dopo da essere appunto richiamato in Italia. Ma va tenuto presente... No, fa un'altra strage. Dimezza la popolazione libica, li accumula in grandi, diciamo, campi di concentramento, lì non occorreva il gas mostarda, bastava non lasciarli lì per 3 o 4 giorni senza dare l'acqua e la gente moriva di sete e naturalmente veniva bruciata dal sole. Sì, a questo riguardo è utile che i telespettatori sappiano che Graziani riapre un campo di concentramento in Etiopia, quello di Dadane e di Nokra, che erano 2 lager in condizioni soprattutto per il clima tropicale, dove si sono quantificati almeno 7, 8, 10 morti al giorno. C'era un palo posto fuori dal campo dove ogni più piccola, diciamo, indisciplina veniva punita con le frustate e lasciati a morire in questa modalità qui. Allora si ha una contezza approssimativa di morti pari a 850.000 libici di varie popolazioni, perché la Libia l'abbiamo inventata noi, in realtà è un territorio che comporta varie etnie e varie popolazioni. Questa è la situazione che ha lasciato Graziani. Quando è finita la guerra gli americani cercavano Graziani per processarlo, come avevano fatto il processo di Norimberga, poi lasciarono perdere perché era cominciata la guerra fredda, avevano bisogno anche del consenso degli ex nazisti e degli ex fascisti, e quindi lasciarono perdere e Graziani morì di morte naturale negli anni 50. Professor Bobbo, questa carneficina che veniva organizzata ad Addis Abeba, veniva organizzata in campi di concentramento, ma soprattutto la gente veniva bruciata nelle case, non li lasciavano uscire, davano fuoco e se uscivano sparavano. Prego. Allora, in realtà lei ha ragione quando parla del ruolo di Graziani nella cosiddetta riconquista della Libia fra il 1922 e il 1932. Quello in realtà diciamo, è stata la palestra coloniale che poi è servita anche in Etiopia. In realtà diciamo, il grosso delle attività fatte contro la popolazione beduina, comunque contro la popolazione nomade in Libia, avviene leggermente prima della guerra d'Etiopia. Sì, esiste anche un famoso film maledetto, io l'ho visto, devo dire la verità, non è niente di questo granché, però è un film che per molti anni fu vietato dall'Italia repubblicana democratica, che è Il leone del deserto, che è un film fatto fare da Gheddafi, che parla appunto di questo leader libico che aveva guidato la resistenza al-Mukhtar, e si vede appunto che alla fine Graziani era riuscito effettivamente a spezzare la ribellione, un po' attraverso l'utilizzo di colonne motorizzate, un po' con i campi di concentramento di cui ha parlato lei, e un po' con un enorme muro di filo spinato che divideva la Libia dall'Egitto. Quindi in questi 3 modi era stata schiacciata la ribellione in Libia, che di fatto continuava dalla prima guerra mondiale. Per quanto riguarda la repressione, ma a questo punto non parlerei neanche più di repressione, perché per quanto è vero che effettivamente esisteva una resistenza etiope all'invasore italiano, che è continuata senza soluzione di continuità fino a saldarsi con la liberazione del 41 con l'aiuto degli inglesi,
non stiamo parlando, scusate se tiro acqua al mio mulino e parlo di cose che conosco bene, non si parla diciamo, della Roma occupata del 43-44, dove esisteva un comitato di liberazione nazionale che guidava diverse GAP che si muovevano in maniera pianificata all'interno della capitale. Si trattava di un attentato fatto anche per la mancanza di sicurezza che porta appunto alla morte di alcuni ufficiali al ferimento di Graziani, che reagisce in maniera assolutamente scomposta, anche se io ritengo che andare a colpire il monastero e appunto i raccontastorie, i preti, non è semplicemente una forma di crudeltà, è una sorta di gesto controllato, di politica controllata per andare a cercare di radere al suolo, di annichilire le strutture sociali etiopi. È qualcosa di molto simile, se mi permettete, da un punto di vista almeno politico, è qualcosa di molto simile a quello che venne fatto in Cecoslovacchia nel 1942, quando venne ucciso Heydrich. Certo. Ci fu una sorta di repressione che andò al di là della repressione, fu sostanzialmente venne preso un paese dove da cui si pensava venissero gli operatori che avevano ucciso Heydrich, e venne raso al suolo, vennero uccise tutte le persone badate nei campi di concentramento, a parte quelli che erano stati ritenuti tedeschi etnici, e quindi si tratta di una forma di brutalità estrema legata a una scelta razionale di cercare di fare terra bruciata del tessuto sociale etiope, perché si pensava di poter ricostruire qualcosa di diverso, perché così come i nazisti portavano dei coloni tedeschi nei territori occupati, così gli italiani volevano portare dei coloni in Etiopia per cercare di fare una sorta di nuova Italia in Africa. Certo. Parlavo prima con Tullio, dicevo che appunto una delle famiglie che andò in Africa per cercare fortuna era quella di un certo Ugo Pratt, che partì a 13 anni con il padre e la madre dove aveva ricevuto un incarico d'ufficio in Etiopia, e diceva che noi nel suo libro, che si chiama Le pulci penetranti, diceva: la mia famiglia in Italia faceva quasi la fame, perché eravamo praticamente mio padre era un piccolo impiegato, e arrivati in Etiopia avevamo una casa nostra con due membri della servitù nera, avevamo la terra e facevamo la vita dei signori sostanzialmente. Tutto questo a spese dell'erario italiano, che per appunto, come dice lei, andò a sostanzialmente indebitarsi per sempre. Stiamo pagando ancora adesso sulla benzina le accise per la guerra d'Etiopia. Certo. Quindi sostanzialmente è stata una sorta di crudeltà mirata per andare a creare una tabula rasa su cui poi costruire un qualcosa che una persona esperta di geopolitica avrebbe potuto dire non sarebbe funzionata, perché non siamo nel 1911-12 con la guerra di italo-turca, che comunque aveva ancora un suo perché. Siamo nel 1935-36 e ci sono già segni che in nazioni coloniali che sanno fare un lavoro molto meglio dell'Italia fascista, queste nazioni stanno cominciando a scricchiolare, senza andare tanto lontano, il famoso Gandhi in India, perché certo, la propaganda italiana di Munkul Pop dava molto spazio alla lotta anticoloniale di Gandhi, per cui anche volendo loro dovevano sapere che questo sistema stava andando incontro a una serie di sfide politiche ed economiche che avrebbero reso impossibile questo modello di lì a 5 anni, di lì a 10 anni, quindi nel giro di una generazione, insomma. Sì, quindi ma Mussolini non era in grado di capire queste cose, perché qualche anno dopo, prima di Hitler, dichiara la guerra all'America, quindi abbiamo capito dove era il cervello di Mussolini. Lo stiamo ancora cercando, prego. No, appunto, le volevo dire, se
una delle conseguenze della guerra d'Etiopia è l'inizio, non solo l'inizio di una dilapidazione scientifica delle poche risorse a disposizione dell'Italia, che poi quando si troverà a combattere con nemici che invece la guerra moderna la sanno fare si troverà in grandi difficoltà, ma anche l'inizio dell'isolamento dell'Italia dal consesso internazionale, perché le sanzioni, sia pure simboliche, sia pure inutili, quant'altro, sono un pronunciamento politico che indica l'Italia come uno Stato paria, e di colpo tutti quei paesi, a partire dall'Inghilterra di Churchill e di Eden, che fino al giorno prima non avevano avuto nessun problema che avere a fare con Mussolini, di colpo si rendono conto che l'Italia è fascista. Certo. E poi comincia quella marcia d'avvicinamento alla Germania hitleriana, che poi porterà alle leggi razziali, all'invasione all'occupazione dell'Albania nel 1939 e poi tutto il resto, per cui si tratta al tempo stesso del pinnacolo del momento più alto del consenso popolare all'Italia, al regime fascista, e al tempo stesso una delle cause che portano alla crisi del regime. Sì, è vero. Sì. Allora, prego. Sì, se posso un dettaglio solo a integrazione di quanto ha ben scritto il collega. Non solo c'è l'azzeramento culturale di tutti gli enti, di tutto il Gotha, diciamo, etiope, ma c'è anche, viene stroncato quel movimento che si definiva come l'etiopismo. C'è un movimento appunto di persone colte dell'Etiopia che puntavano a una propria autonomia, a una propria indipendenza, e quello che non fanno con la ferocia e la violenza, con questi obiettivi, lo fanno anche con la deportazione in Italia di 400 ras notabili. È giusto sapere che 400 grossi rappresentanti delle tribù o delle popolazioni di tutta l'Etiopia vengono deportati in Italia e divisi in varie città, tra Milano, Torino, Firenze. Saranno liberati gli ultimi solo nel 41, quando arrivano gli inglesi. Sì, ma poi c'era un'altra tradizione, questi erano i grandi capi, invece i prigionieri di basso livello si caricavano sulle navi. Io ho conosciuto un ammiraglio che mi raccontava dopo la guerra fatti di questo genere, e poi dice dovevamo buttarli in acqua, poi tornavamo indietro, ne caricavamo degli altri, e diciamo che le foibe e questo tipo di stragi le abbiamo inventate noi. Adesso passiamo all'ultimo contributo, numero 4, le sanzioni. Dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Con l'entrata in guerra della Gran Bretagna, la situazione nel Corno d'Africa cambia radicalmente. Il blocco navale inglese impedirà all'Italia il rifornimento delle sue truppe. L'Africa orientale viene gradualmente abbandonata dalle forze armate, che saranno appena in grado di inviare i mezzi necessari per continuare la repressione della guerriglia etiopica, sostenuta con grande impegno dalla Gran Bretagna. Gli inglesi lanciano un'offensiva su grande scala, partendo a sud dal Kenya e a nord dal Sudan, travolgendo le truppe italiane. Il 19 maggio. È la fine del sogno imperiale del regime. È durato solo 5 anni. Il 5 maggio del 1941 Haile Selassie viene rimesso sul trono. La seconda guerra mondiale farà il resto. 400.000 prigionieri, compreso il grande contingente catturato in Libia, verranno avviati nei campi di internamento in Kenya, in India e Australia. Gli ascari cercheranno di rientrare nei loro villaggi. Considerati traditori, saranno fucilati dagli etiopi. Quanto ci è costata questa guerra per avere un impero, così chiamato da Mussolini, ma che non era certamente un impero? Quanto ci è costata pesa ancora sulle spalle degli italiani, perché come abbiamo detto pesa per esempio sulle accise della benzina e sulle tasse che noi paghiamo sul bollo, che noi paghiamo per andare in autostrada. Abbiamo ancora queste, quindi continuiamo a pagare questa guerra. Per concludere, Giulio Colombo, una
Bob, una conclusione di questa vicenda. Sì, allora, come diceva il filmato, noi di solito noi storici siamo abituati a periodizzare il tempo che passa, e quindi magari la guerra del 35-36 ci può sembrare lontana concettualmente dalla seconda guerra mondiale. In realtà passano 4-5 anni scarsi. E appunto succede che con l'entrata in guerra, basata anche quella su un calcolo errato, si cerca di ampliare la colonia del Corno d'Africa, quindi l'Africa orientale italiana, con la breve occupazione della Somalia britannica. Ma poi questo si traduce in una sconfitta totale. Perché appunto, come chiunque possa guardare una mappa geografica, vede che tutta la colonia italiana è isolata, e almeno che non ci fosse stato un ricongiungimento con la Libia attraverso il Sudan, cosa impossibile con le truppe a disposizione dell'Italia, è una questione di tempo. Tutto sommato le truppe usate dagli inglesi non sono moltissime, sono spesso truppe coloniali indiane, oppure truppe del Commonwealth, sudafricane e australiane, e con tutto sommato poche truppe ma molto ben addestrate e molto ben armate. Per dirvi, ad esempio, c'erano i famosi carri Matilda che erano indistruttibili dall'artiglieria italiana, occupano uno spazio abbastanza grande come insomma quella parte del continente africano nel giro di circa un anno e mezzo. Poi appunto noi italiani, che dopo la guerra abbiamo dovuto comunque fare i conti con quello che è stato appunto il colonialismo italiano, ci attacchiamo alla storia dell'Ambalagi e la resistenza del Duca d'Aosta, che si è rifiutato giustamente, come dovrebbe fare un comandante militare che si rispetti, si rifiuta di abbandonare i suoi uomini e muore in prigionia, tutto vero. A me io penso che sia importante concepire la fine del colonialismo italiano nel Corno d'Africa con una serie di trasporti che vennero fatti ancora prima dell'armistizio nel 42-43 da alcuni dei più grandi transatlantici italiani, che vennero usati per andare a prendere tutti i coloni italiani che a quel punto erano di troppo. Faccio notare anche che al netto di qualche episodio che è sistemico in questi casi, non abbiamo grandi testimonianze di vendette contro i coloni italiani da parte degli abissini, perché lo stesso Haile Selassie fu il primo a dire di non rispondere al male con male, per cui al male col male, per cui a me piace parlare della fine del colonialismo italiano non perché ne sia contento, ma perché mi sembra una cosa pregnante di queste navi piene di donne, vecchie e ragazzini fino ai 16 anni, quelli dai 16-17 in poi erano già trattenuti come internati, che attraverso una lunghissima viaggio fra appunto il Corno d'Africa, attraverso tutta la circumnavigazione del continente e poi dentro il Mediterraneo fino a Napoli, riportavano indietro quelli che dovevano essere dei coloni e diventarono profughi. Fra di loro appunto c'era anche Ugo Pratt, di cui abbiamo parlato, e questa è la fine del colonialismo italiano. Poi ci sarà un breve ritorno su mandato dell'ONU per la costruzione di uno Stato somalo, che poi abbiamo visto come è andata a finire, ma sostanzialmente io penso che questa vicenda della guerra d'Etiopia, dei gas, sia stata importante negli anni 90 per cercare finalmente di chiudere, di perdere l'innocenza di una certa lettura dell'italiano buono, una certa vulgata del buono italiano che non faceva niente di male, e soprattutto della questione della ricerca d'archivio fatta del BOCA sull'uso dei gas.
Io parlavo appunto parlavamo prima con Matteo Dominioni, che appunto disse che la cosa importante era ricostruire la verità, perché diciamo il buon nome dell'Italia non si fa attraverso una cover up di quello che è stato, ma attraverso un'analisi rigorosa e serena di quello che è stato il passato dell'Italia fascista, anche dal punto di vista coloniale. Certo, grazie Patrizio Zanella. In conclusione. Sì, il colonialismo italiano dal punto di vista storiografico è abbastanza approfondito, dal punto di vista di una memoria invece, di una storia risaputa, è solo circoscritta agli specialisti. Possiamo benissimo tirare questa conclusione, e lo provano che cosa? Ci è voluto un docufilm uscito a 80 anni dalla strage di Debre Libanus, un docufilm di Carvignani che fece conoscere un po' all'Italia le atrocità del genocidio di questo monastero, e a Castiglione delle Stiviere, che aveva dato i natali al generale Pietro Maletti, dopo questa visione del docufilm è stata revocata l'intitolazione di una via che gli era stata data. Su invece la vicenda di Graziani, invece qui siamo diciamo in presenza veramente di una scarsa conoscenza di chi sia stato Rodolfo Graziani. Se ad Affile nel Lazio ancora la regione ha speso 130.000 euro per dedicargli una statua, che fece polemiche già allora, ma mi pare che la statua non sia stata affatto rimossa, e poi è stato depennato da quelle persone che dovevano essere giudicate come criminali di guerra, perché per gli inglesi, siccome i criminali di guerra erano circoscritti solo a coloro che avevano fatto la seconda guerra mondiale e non i fatti da prima, ecco che Rodolfo Graziani, che sarebbe stato condannato a 19 anni, invece si farà solo qualche mese per poi morire tranquillamente, ecco come è stato detto. Quindi tutta questa scarsa conoscenza che abbiamo sia dei protagonisti ma anche del colonialismo italiano fa sì che al momento attuale, nel 2017, il ministro della difesa Pinotti aveva istituito una commissione proprio per fare un po' di sintesi su questa triste vicenda della guerra di Etiopia, ma a quanto pare non ha prodotto nulla e i risultati si sono abbastanza arenati. Ecco, c'è bisogno di tener viva la conoscenza di questi fatti. Certamente siamo a un'epoca in cui gli italiani, che sono realmente brava gente, sono stati indotti a fare questi disastri. Ricordiamo una cosa, così riusciamo a capire perché l'italiano non ha questa capacità di aggressione e di impegno in questo senso, se non prodotta da ideologie o cose di questo genere, che le guerre in Italia, l'Italia in tutti i secoli precedenti le guerre le ha subite, ma mai ha provocato conflitti, se non conflitti diciamo di poco conto tra una città, Firenze, contro Siena, piuttosto che cose di questo genere. Questa fu la ricchezza economica dell'Italia. Quando arrivarono in Savoia, misero in piedi una serie di guerre, a cominciare quelle dell'indipendenza, ma successivamente quella del 66, quindi contro l'Austria, e poi le successive. Noi andammo perfino nella guerra dei Boxer in Cina a portare la nostra civiltà a colpi di fucile e di cannone. Anche questo non viene riconosciuto nelle scuole, non viene insegnato cosa sono stati i Savoia nella economia e nei conflitti italiani. Fu il periodo più terribile, portò poi alla Prima Guerra Mondiale, precedentemente alla Prima Guerra di Libia, alla guerra di Boxer ancora prima, all'inizio del Novecento, e poi successivamente alle guerre coloniali e poi successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Mai così, ci furono così grandi disastri, ma non solo, fu distrutta l'economia italiana.
A distruggere l'economia italiana cominciò Napoleone, distruggendo le più vecchie repubbliche e le più ricche repubbliche dell'Europa dell'epoca, Venezia e Genova. Successivamente ci pensarono gli inglesi a schiaviggiarci da un punto di vista politico ed economico, e poi naturalmente i Savoia pensarono al resto, e questo fu il grande disastro dell'Italia, Etiopia compresa. Mio zio fu uno dei soldati che arrivò a Addis Abeba e mi raccontava delle cose terribili, cioè la gente veniva lasciata morire di fame e di sete e in 2 o 3 giorni la gente moriva. Non solo, ma se qualcuno aveva in qualche maniera era riuscito a portarsi dietro un po' di soldi pagando, allora qualche soldato italiano gli offriva la borraccia con l'acqua, ma dopo, finita quella, naturalmente era solo un prolungamento dell'agonia. Qui abbiamo parlato dell'Etiopia. Giustamente, come diceva il professor Zanella, abbiamo parlato di una storia che non si vuole raccontare, e invece bisogna prendere coraggio, perché la storia insegna. Se la storia non viene raccontata bene, non serve assolutamente a niente. Grazie della vostra collaborazione. E Certo, grazie al professor Patrizio Zanella e al dottor Giulio Bobo in collegamento per essere stati con noi, per averci aiutato un po' a raccontare questo periodo così drammatico anche della nostra storia, ma che spesso appunto viene raccontato anche con una certa enfasi. E prima di salutarvi, come sempre noi parliamo dei nostri ospiti silenziosi. Purtroppo, malgrado proseguino le iniziative, le manifestazioni, gli spettacoli e gli incontri per Julian Assange, la sua situazione di fatto non cambia. Il giornalista australiano resta in carcere, ancora in attesa di estradizione negli Stati Uniti, ricordiamo appunto colpevole di aver raccontato la verità, un giornalista che ha fatto il suo lavoro, e noi ci uniamo al coro internazionale affinché vengano annullate le accuse contro di lui e che possa tornare in libertà. Lo stesso possiamo dire per Aung San Suu Kyi. Adesso l'Unione Europea ha sottoposto 9 persone, 7 enti del Myanmar a una nuova ondata di sanzioni, ma anche queste poco servono. Aung San Suu Kyi resta in carcere, e lo è dal febbraio del 2021, quando i militari hanno fatto il colpo di Stato nel paese. Continua a essere sotto processo, condannata ormai a più di 30 anni di reclusione. Anche per lei si chiede giustizia e libertà. E poi per Patrick Zaki, lo studente egiziano che proprio ha difeso la minoranza cristiano-copta in Egitto, quello che ha pubblicato sui social, un articolo pubblicato, gli è costato appunto una carcerazione lunghissima, una carcerazione preventiva lunghissima, in attesa di giudizio, e oggi ancora adesso sta attendendo l'ennesima udienza, che sarà nei prossimi giorni, qui a fine mese, mi pare il 28 di febbraio. Stessa cosa dicasi per Narges Mohammadi, giornalista iraniana, detenuta a più riprese, sottoposta anche a pene corporali, che si batte per i diritti umani in Iran. Ecco, per tutti quanti loro noi pretendiamo che sia fatta giustizia, che siano annullate le accuse e che possano tornare alle loro famiglie. Bene, ci fermiamo qui per quanto riguarda questa puntata di TV7 Match. L'appuntamento alla settimana prossima, venerdì alle ore 21, e noi vi aspettiamo. Buonanotte a tutti.